Bill Long, alcolista. Ciao, Bill. È come se mettessi il cazzo in un tritalegno. Siamo stati tutti al tuo posto, a volte troppo ubriachi per capirlo. Ma hai fatto il primo passo ammettendo di non farcela da solo. Amen. Sì, beh, l'aiuto di Dio mi avrebbe fatto comodo spesso. Non l'ho mai trovato, però. Mio figlio dice che è perché Dio non si è perso. Quel cazzone. In ogni caso, di sicuro non ho la mappa per trovarlo. Sono qui perché mio figlio mi ha chiesto di farmi battezzare. Ho fatto fuori tutti gli eroi che ha avuto, sperando di esserlo io prima o poi. Ma non gli ho mai dato una ragione per esserlo. Siamo due fiori sbocciati tardi. It's a profound experience, suffering. And the struggles of this disease help me and help others to learn the way that we should have been living all along. It's taught me a little humility. It's taught me dignity and respect for others. And sometimes people like me, there's an extreme example. We need things like this to be able to make those changes and decisions in our life that are going to help us become better people, to become the people that God has created us to be when He sent us to this planet.